Questa sera è la serata inaugurale del festival. Abbiamo pensato di fare una presentazione tutta enogastronomica perché il Festival del Teatro Dialettale è abbinato anche al Festival, diciamo, della cucina mantovana, e quindi abbiamo pensato a un convivio con tutte le compagnie a concorso. Le compagnie sono 5 a concorso: il Quistellesi di Quistello, i Bei Putei di Acquanegra sul Chiese, Teatro Mania di Buscoldo, la Barchessa di Poggiolusco e gli Ambuleio di Governolo. C'è stata una pausa abbastanza rilevante, l'ultima edizione, l'ottava edizione, questa è la nona, risale al 2002 e insomma abbiamo voluto ritornare alle nostre tradizioni e festeggiare sicuramente con il dialetto, ma non solo, anche con la cucina. Il teatro è sofferenza, il teatro fa anche arrabbiare e fa anche piangere. Cosa sono gli ossimori? Sono dei termini che potrebbero avere anche significati diversi. Faccio un esempio banale, cioè se mi arrivi brocco, per brocca, cioè per brocca cosa intendo un recipiente fatto di materiali diversi, che possono essere un metallo, una ceramica o un legno, più adatto a portare il vino che non l'acqua. Però se in dialetto di brocco cosa intendo esattamente un piccolo chiodo sottile con la capella grande. Merlin Cuccai è un concorso particolare, è un concorso questo a cui tante compagnie ci tengono a andare. Una volta si facevano tutte le commedie solamente al sociale, quest'anno invece sono itineranti per dare la possibilità alle persone di poter intervenire e di dare la possibilità anche ai paesani delle compagnie stesse di poter partecipare, di vedere questo. Ci sarà una giuria composta da parecchie persone. Un'altra cosa interessante è che poi alla fine ci sarà una compagnia fuori concorso che presenterà una commedia, naturalmente per divertire tutti quanti noi. Stasera, in questo momento avremo il piacere di presentare queste compagnie e vedremo, in bocca al lupo a tutti quanti loro.